della notte in un condominio di Padova, ragazzina di 17 anni accoltella al torace un 26enne, il giovane grave in ospedale. Un furioso litigio sentimentale tra i due sarebbe sfociato nell'aggressione, la minore arrestata. Frana improvvisa a Valbrenta, enorme masso e detriti crollano sulla Valsugana e sui binari della linea ferroviaria sfiorando la strage. Nessun veicolo coinvolto ma traffico in tilt, stop anche ai treni, statale chiusa per tutto il weekend. Nella Basilica di Santa Giustina a Padova il commosso saluto a Beatrice, la bimba di 5 anni uccisa da 4 virus che l'hanno colpita il giorno di Capodanno. Il sottosegretario alla giustizia in vista al carcere di Montorio dove è rinchiuso Filippo Turetta ribadisce no ai privilegi per certi detenuti e sulla piaga dei suicidi. Il lavoro può salvare la vita, svuotare le carceri non risolve il problema. Autonomia, martedì l'inizio della discussione del DDL Calderoli in Senato, il PD Veneto annuncia la sua contrarietà. Il racconto del 22enne di Macerata, appassionato di cimeli di guerra che ha ritrovato la lettera spedita 81 anni fa alla sua famiglia da un soldato padovano disperso in Russia, domani la consegna della missiva ai parenti. Il grande calcio internazionale su Antenna 3, appuntamento da non perdere, domenica sera alle 20 sulla nostra emittente trasmetteremo in diretta la finale di Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Barcellona. Buonasera, edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano, tentato omicidio nella notte in un condominio di Padova, una ragazzina di 17 anni accoltella al torace un 26enne, il giovane è grave in ospedale. Il furioso litigio scoppiato per ragioni sentimentali, la minorenne è stata arrestata. Una serata tra amici culminata in un'aggressione violenta con un giovane di 26 anni accoltellato al torace da una 17enne che è stata arrestata per tentato omicidio. È accaduto in questo appartamento di via Fallopio a Padova, proprio davanti all'ospedale civile, dove il giovane padovano è stato trasportato e operato d'urgenza per ridurre la profonda ferita al petto. Un lungo intervento iniziato all'alba. Poche ore prima, intorno alle 4 di notte, i sanitari del 118 erano intervenuti nella casa dove c'erano i 4 giovani, 2 ragazzi e 2 ragazze. La più giovane, 17 anni appena, dopo alcune ore in caserma, avrebbe ammesso davanti ai carabinieri di essere stata lei a ferire il 26enne con il quale pare avesse una relazione sentimentale. I militari intervenuti sul posto hanno analizzato la scena dell'accoltellamento. Sono rimasti a lungo dentro l'appartamento dove sono stati raccolti molti reperti. L'arma usata per ferire il 26enne dovrebbe essere un coltello da cucina. Nel frattempo l'altro ragazzo e le 2 ragazze sono state ascoltate al comando provinciale dei carabinieri per ricostruire la serata sfociata nella violenza. Alla base del litigio pare ci siano motivi sentimentali. Un appartamento un po' turbolento, lo definiscono alcuni vicini, svegliati nel cuore della notte dalle urla e dall'intervento dei carabinieri. Il ragazzo credo sia ormai lavoratore, però sì. Io lo conoscevi? Poco. No, l'ho travisto qualche volta sulle scale, ma non ci ho mai avuto a che fare in realtà. Abbiamo già avuto problemi in passato, ci hanno fatto danni con le biciclette, hanno sfondato la porta, ci hanno lanciato anche un sacco di cose che insomma avevamo già denunciato ai tempi. Il 26enne è ricoverato in rianimazione nella terapia intensiva dell'ospedale di Padova. Dopo l'intervento chirurgico le sue condizioni sono gravi ma stazionarie e i medici sono ottimisti. Il fendente l'ha colpito nella parte anteriore del torace. La 17enne, già nota alle forze dell'ordine, è stata arrestata per tentato omicidio. Frana sulla Valbrenta, enorme masso e detriti crollano sulla statale e sui binari della ferrovia, traffico in tilt, stop anche ai treni, ma poteva essere una strage. Sfiorata la tragedia a San Marino di Valbrenta, sono le 11 quando un masso grosso più di un furgone, 200 metri cubi di roccia, si stacca dalla montagna, divelle 3 reti di contenimento, si schianta sulla struttura paramassi della ferrovia e sul binario, piomba sulla strada comunale e sulla statale 47 Valsugana, occupando le 2 corsie di percorrenza sud-nord, spostando addirittura lo spartitraffico di Mezzeria. Un miracolo se nessuna persona e nessun veicolo sono rimasti coinvolti. Viabilità in tilt, immediata l'allerta ai vigili del fuoco intervenuti con gli operai ANAS e della ferrovia assieme ai carabinieri che per tutta la giornata hanno regolato il traffico, che sarà deviato almeno sino a lunedì e almeno per tutto il fine settimana statale Valsugana e linea ferroviaria saranno chiuse, traffico deviato. Abbiamo adottato un po' quelle che erano
le indicazioni date nel Bomba Day e quindi il traffico proveniente da Trento viene deviato sulla Feltrina attraverso la galleria di Ersier, mentre quello leggero scende attraverso la provinciale. Al contrario invece il traffico sempre leggero deviato in provinciale verso nord, mentre a Romano de Zellino viene deviato sempre verso la Feltrina, quindi sostanzialmente il traffico pesante non circola lungo la statale 47 o lungo la Val Brenta, ma va sull'asse Feltre e Montebelluna. Ancora una volta però c'è la questione pesante della fragilità del nostro territorio. Il territorio di Val Brenta, come si può vedere anche dall'immagine, insomma è un grande canyon e quindi ci sono dei grandi rischi idrogeologici, rischi idraulici, è un po' la difficoltà nel governare questo territorio. Ovviamente tutti gli enti preposti dai comuni, ANAS, Ferrovie negli anni cercano di mettere in campo tutte le iniziative perché la situazione ovviamente sia sicura, però ovviamente abbiamo delle montagne particolarmente perpendicolari con possibilità di caduta massi che sono accelerate anche dal cambiamento climatico, e quindi è un dato con il quale bisogna fare i conti. E come abbiamo detto è stato un momento importante e rilevante la circostanza che non si sia fatto male nessuno, però se vediamo le dimensioni del sasso, il fatto che comunque ha divelto la linea ferroviaria, il binario, capiamo insomma che poteva anche andare diversamente, quindi questo deve essere sempre di monito anche per il futuro, per tutta una serie di attività di contenimento, di cura del territorio e anche di adozione di quelle che sono le misure che possano evitare che questo non accada. Nella Basilica di Santa Giustina a Padova il commosso saluto a Beatrice Angela Gobbo, la bambina di 5 anni uccisa da 4 virus che l'hanno colpita nel giorno di Capodanno. Rintoccano le 10 quando il sagrato di Santa Giustina accoglie la piccola bara bianca coperta di rose e iris. Accanto alla loro Beatrice Angela, mamma Francesca e papà Giovanni, composti in un mesto e tristissimo dolore, accolti dall'abbraccio delle centinaia di persone giunte per accompagnare la bambina nel suo ultimo viaggio. È il giorno di Capodanno quando Bea accusa i primi sintomi della malattia, qualche linea di febbre, un'influenza sembra all'inizio, ma in poche ore i 4 virus che l'avevano colpita l'hanno prima portata in rianimazione, poi il 4 gennaio alla morte in ospedale a Padova, dove mamma Francesca e papà Giovanni non l'hanno mai lasciata sola. A celebrare il funerale di Beatrice padre Federico Lauretta, che nella basilica dedicata a uno dei 4 protettori di Padova aveva battezzato la piccola 5 anni fa. Oggi non è facile, non è per nulla facile. Noi non potremo più godere del suo sorriso, però quel sorriso può alimentare il nostro. Noi non potremo forse più godere di quella sua piccola grande gioia, ma quella sua piccola grande gioia può essere la nostra, perché la morte ci toglie ogni cosa, ma non l'amore che abbiamo donato e ricevuto. È la forza dell'amore a vincere la morte, così padre Lauretta, che nell'omelia ricorda le braccia di mamma Francesca strette attorno alla figlia in ospedale e i video della recita di Natale mostrati a lui da papà Giovanni. Un dono, Beatrice, come dice al termine della celebrazione anche un insegnante della bambina. Ora, cara Bea, proteggici e aiutaci da lassù e ti promettiamo che non ci scorderemo mai del tuo sorriso. Ciao Bea, i tuoi compagni di classe e i nostri genitori. Per i genitori parla padre Federico. Non abbiamo rimpianti, ti immaginiamo in cielo a rallegrare gli amici angioletti. Lì sarai la stella che brilla di più. Ciao amore nostro, mamma e papà. Visita in carcere a Verona del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, diversi temi sul tavolo, dal sovraffollamento delle carceri ai suicidi negli istituti penitenziari e sulle recenti polemiche per la PlayStation. A Filippo Turetta Ostellari ribadisce: qui non si applicano trattamenti di favore.
Parlare oggi di strumenti di PlayStation e quant'altro, insomma, non ci vede noi adesso in prima linea. Non è questo il tema, non è questo il problema. Rispetto di regole, rispetto di esecuzione. Nessun privilegio per nessun detenuto. Ferma così le polemiche sulla PlayStation usata da Filippo Turetta nel carcere di Montorio nel Veronese. Il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari in visita all'istituto penitenziario. Diversi i fronti aperti a partire dal sovraffollamento. Anche a Verona, a fronte di una capienza di 335 posti, le persone detenute sono 545. Il problema del sovraffollamento è un problema perché i dati sono in aumento, ma non si risolve con gli svuotacarceri, perché poi le persone che escono con quei provvedimenti ritornano, per il 70% ritornano tutti nel circuito criminale. E si risolvono con nuovi spazi. Pesante il tema dei suicidi. A Padova, a togliersi la vita a inizio settimana, un giovane di 27 anni originario di Chioggia, Stefano Voltorina. A Verona 3 persone non ce l'hanno fatta e 2 ci hanno provato. Per prevenirli, la proposta è quella di introdurre un dispositivo salvavita. Abbiamo dato incarico alla nostra direzione presso il DAP di effettuare uno studio capace di verificare se ci sono degli strumenti, dei dispositivi capaci di salvare la vita, di avvertire prima che quel fatto accada. Se riusciamo a fare questo, daremo un bel messaggio non solo all'Italia intera, ma anche a livello internazionale. La risposta a questa estrema fragilità resta però il lavoro, spiega il sottosegretario. Facciamo un appello alla città, al mondo dell'impresa che può intervenire, che può essere parte di questo ragionamento, può investire qui dentro perché gli spazi ci sono e può quindi contribuire a questo percorso che è capace di dare beneficio anche alla nostra comunità. Il futuro ovviamente passa anche attraverso un mondo dell'esecuzione della pena a cui stiamo pensando noi per la prima volta dopo decenni a cui non ha pensato nessuno se non attraverso solo ed esclusivi svuotacarceri. Ed ora parliamo dell'autonomia, atteso per martedì l'inizio della discussione in Senato del DDL Calderoli ed oggi il PD del Veneto ha annunciato la sua contrarietà. Sentiamo. Martedì in Senato il PD voterà contro il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata. È un testo che genera confusione normativa e privo delle necessarie risorse finanziarie. Queste le motivazioni dei Dem veneti. Il nostro sarà un voto contrario non perché non siamo per l'autonomia, ma perché pensiamo che questa autonomia che rischia di prodursi con questo testo non sia l'autonomia giusta, cooperativa, federativa, a favore dei territori, magari concentrata su alcune materie che noi pensavamo si dovesse realizzare. Il PD Veneto definisce questa autonomia come un'arma della Lega da brandire in vista delle europee, ma di fatto un testo lontano dall'originale, da quelle 23 materie sempre chieste da Luca Zaia. Le 23 materie non possono essere applicate tutte subito, come si è detto, perché è stato approvato un emendamento che prevede che lo Stato possa riservarsi di non negoziare su alcune materie, come noi avevamo proposto, addirittura proponendolo che questo venisse in Costituzione. Non è possibile che l'istruzione, cioè la scuola, diventi una materia regionale, o l'energia o le grandi reti di comunicazione. I dubbi poi riguardano i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. La nuova norma ha introdotto un aspetto importante che è quello del cosiddetto monitoraggio, cioè ti do i soldi per gestire la competenza e li individuo il primo anno, ovviamente. Negli anni successivi, ogni anno, si fa la verifica se c'è la corrispondenza dentro un quadro più generale. Questa cosa smonta tutta la retorica del residuo fiscale, dei 9 decimi. Oltre all'autonomia, il PD Veneto dice no anche al terzo mandato per i presidenti della regione. Non ne facciamo una questione di nomi o di appartenenza politica, ma ne facciamo una questione di funzionamento della democrazia e di regole che ci devono essere. Aver esercitato per 10 anni un potere esecutivo, ti chiami Zaia o ti chiami Bonaccini, nel caso di Zaia
sarebbero già peraltro 15 anni, non 10. Nel caso di Bonaccini non potrei che essere favorevole a far continuare un bel suo lavoro, però non c'è dubbio che la democrazia prevede che i poteri non possono essere concentrati, perché la legge prevede attuale che i poteri non possono essere concentrati per troppo tempo in una sola persona. E la questione del terzo mandato per i presidenti di regione continua ad infiammare il dibattito politico. Elezioni regionali e terzo mandato. Tra le fibrillazioni in vista del primo appuntamento con le urne in Sardegna, tra indiscrezioni e smentite, c'è anche l'ipotesi dell'accordo nel centrodestra con la Lega, che rinuncerebbe a candidare l'uscente Solinas in cambio appunto del terzo mandato, che favorirebbe in primis il Veneto con Luca Zaia. Congettura o ipotesi fondata lo si vedrà. Se la Premier ha rimandato la questione al Parlamento, la Lega ha colto la palla al balzo con la proposta di legge di Alberto Stefani, segretario della Liga, per il terzo mandato dei governatori. Una proposta che in Veneto suscita i malumori degli alleati, che non hanno mai fatto mistero di ambire alla poltrona più alta di Palazzo Balbi. Al di là della valutazione nel merito della questione, fa un ragionamento strategico Flavio Tosi, coordinatore regionale di Forza Italia. In Veneto, come in Lombardia, se il centrodestra si presenta unito e candida una figura competente e capace, il centrodestra vince. Cioè il Veneto e la Lombardia e alcune altre regioni non sono contendibili. Il centrosinistra qua non vince. In altre regioni che andranno al voto nel 2025 e governate dal centrosinistra, come Puglia, Campania, Emilia-Romagna e Toscana, concedere il terzo mandato secondo Tosi favorirebbe il centrosinistra. In quelle regioni, se io do il terzo mandato, io agevolo la sinistra, perché comunque vuol dire che loro hanno degli governatori uscenti che possono ricandidarsi e, guardando le figure di Emiliano, di Bonaccini e di De Luca, per dire, avrebbero un vantaggio competitivo. E nel dibattito entrano oggi anche ANCI Veneto e UPI Veneto a supporto del terzo mandato per il presidente di regione, estendendo il discorso anche ai sindaci e all'elezione diretta del presidente di provincia. Chi ben amministra è giusto che possa, se ha la voglia, la forza e l'entusiasmo, possa anche andare avanti. Tanto poi saranno sempre i cittadini a scegliere chi sarà il presidente di regione piuttosto che il sindaco. Pubblicità, ora linea alla regia. A tra poco.